e quindi dichiaro ufficialmente aperto il 157° anno accademico dell'Università Ca' Foscari Venezia. Il contrasto è stridente anche dal punto di vista musicale. Dentro l'auditorium di Santa Margherita, intitolato al filosofo Emanuele Severino, si celebra l'apertura del 157° anno accademico dell'Università di Ca' Foscari. Fuori, assieme a studenti e studentesse, ricercatori, dottorandi e varie figure precarie, manifestano contro quello che viene definito il disagio e l'incertezza lavorativa in cui sta sprofondando il mondo universitario. La richiesta molto semplice che abbiamo fatto è quella di esercitare maggiore trasparenza e di capire esattamente quali tagli sono stati decisi per Ca' Foscari, secondo quali criteri. Tanto più in un momento in cui si sta andando verso una costante escalation che porta lo spostarsi dei fondi dal welfare e dei nostri servizi verso per esempio quella che è l'industria bellica. Preoccupa sia il taglio di oltre $500 milioni al Fondo di Finanziamento Ordinario Universitario, i cui effetti si starebbero già avvertendo anche a Venezia, che la riforma del preruolo, accusata di moltiplicare le forme contrattuali per i già precari dell'Accademia e sostanzialmente trasformare i ricercatori in assistenti di ricerca. Noi siamo molto spaventate all'idea di un domani molto probabilmente non riuscire a lavorare con contratti degni all'interno delle università. Studenti e studentesse magari hanno l'idea di affrontare un percorso come il dottorando, la ricerca, questo non li fa altro che desistere. Abbiamo chiesto in Senato accademico, quello in cui si è parlato di tagli, di prendere una posizione da parte dell'università e di fare un'interruzione della didattica. Questa richiesta è stata completamente ignorata e ci hanno detto loro di mobilitarci perché loro non potevano farlo e quindi noi siamo scesi in piazza. Noi però chiediamo e vogliamo che la nostra rettrice prenda una posizione chiara e netta contro questi tagli, perché semplicemente non è accettabile pensare di vivere in un futuro assolutamente precario, in più in una città nella quale è già difficile di per sé trovare un lavoro, trovare una casa.